L'esodo 2.0, inarrestabile, storico, globale più di quello biblico, una fuga dalla guerra e dalla fame senza precedenti che non investe più solo il Mediterraneo ma che continua a sconvolgere l'Italia, un terremoto che scuote la cronaca, in Veneto l'epicentro è Recoaro Terme dove un nuovo incendio colpisce l'hotel Al Bersagliere che avrebbe dovuto ospitare i migranti. Poco prima dell'alba qualcuno ha cosparso con liquido infiammabile i materassi di 2 camere e gli ha dato fuoco. Le fiamme si sono spente per mancanza di ossigeno dopo aver divorato un letto. Ci sono dei fanatici che godono nel finire sui giornali così, però non penso che siano recoaresi perché non c'è questo fanatismo a Recoaro. I carabinieri indagano sulle fiamme di Recoaro che puzzano di avvertimento contro lo stesso hotel che era stato già incendiato una settimana fa. Ma il terremoto profughi non si ferma qui e investe Verona. La stazione di Porta Nuova è diventata la nuova frontiera dei migranti in fuga verso la Germania. Chi non ha i documenti non potrebbe partire, la polizia però non riesce a fermare tutti i rifugiati che cercano di salire su uno dei 7 treni al giorno che partono in direzione Monaco di Baviera. Intanto le onde sismiche dell'emergenza arrivano nel veneziano ad Eraclea, dove nel residence Mimose, che ospita oltre 140 profughi, scatta una nuova rivolta contro il cibo scadente e la mancanza di permessi. Alta tensione, smorzata solo dall'intervento dei carabinieri che riportano la calma, ma la sensazione è che basti una scintilla a far esplodere la situazione. Sulla questione interviene con decisione Luca Zaia. L'hub sotto mentite spoglie di Eraclea continua a essere fuori controllo, una sorta di anarchia legalizzata dove tutto è concesso, tuona il governatore. Non esiste che si debba tollerare l'intolleranza di chiunque, figuriamoci di persone che stanno ricevendo accoglienza e assistenza anche più dei bisognosi veneti. Intanto rabbie polemiche, paure e tensioni arrivano fino al confine con l'Austria. Il sindacato di polizia del COISP lancia l'allarme, il servizio di controllo nelle stazioni di confine rischia di sfociare in tragedia. Nell'emergenza Bolzano e Brennero non sono diverse da Lampedusa. Di questa pagina di cronaca, che verrà consegnata alla storia, il patriarca di Venezia cerca di trovare una lettura diversa che parte dalla legalità. Una legalità che sia sempre capace di tenere presente i bisogni e le necessità di tutti, di chi è qui, di chi viene, perché la costruzione della nuova città credo che sia la fatica che ci premierà tutti.